Sì. così. Perché poi la carta si da sempre. Sì. Questo lo bisogna tenere in mano. Ditemi voi quando siamo pronti. Bene, un buongiorno a tutti, un benvenuti. Quello di cui oggi parleremo è un argomento di strettissima attualità, purtroppo. Le cronache giudiziarie di questi giorni, con il caso di Garlasco, accendono i riflettori su un fenomeno, quello degli errori giudiziari, che ha segnato la storia del nostro Paese, con casi che appartengono alla nostra memoria collettiva e che dovrebbe essere compito delle istituzioni non dimenticare. Gli errori giudiziari rappresentano uno dei fallimenti più gravi per uno Stato di diritto. Nella dottrina giuridica italiana vige il principio della presunzione di non colpevolezza. L'articolo 27 della Costituzione ricorda che l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva, mentre l'articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea prevede la presunzione di innocenza, affermando che ogni imputato è considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia legalmente provata. In Italia, secondo l'associazione errorigiudiziari.com, dati aggiornati al 31 dicembre 2024, si contano 31.949 casi complessivi di errori giudiziari e ingiuste detenzioni dal 1991, con un costo di quasi 1 miliardo di euro in risarcimenti. Di questi ben 31.727 riguardano casi di ingiusta detenzione, cioè persone finite in custodia cautelare per poi risultare innocenti. I veri e propri errori giudiziari in senso stretto, cioè condanne definitive annullate in revisione, sono stati invece 222 nello stesso periodo. Numeri tristemente significativi che tuttavia non restituiscono appieno la tragedia di chi vive, chi è vittima di un errore giudiziario o appunto di ingiusta detenzione. Ogni condanna di un innocente equivale ad una vita spezzata, segnata da cicatrici che non si rimargineranno mai, reputazioni distrutte e impunità per i colpevoli. Alla base di un errore giudiziario ci sono cause complesse e concatenate, testimonianze false o viziate, interrogatori coercitivi, confessioni estorte, errori nelle analisi forensi. L'Italia offre tristemente una lunga serie di esempi diventati veri e propri simboli di malfunzionamento del sistema penale. Se il nome di Enzo Tortora è sicuramente il primo che viene in mente, molti altri vanno ricordati. Da Giuseppe Gullotta appunto a Domenico Morrone, che trascorse 15 anni in carcere accusato ingiustamente di duplice omicidio, a Beniamino Zuncheddu, pastore sardo, accusato della strage di Sinanni, condannato all'ergastolo e trascorse 32 anni in carcere prima dell'assoluzione con formula piena. Un caso che rappresenta il più grave errore giudiziario mai riconosciuto in Italia per durata della detenzione. Dopo essere stato riconosciuto innocente, Giuseppe Gullotta avrebbe potuto legittimamente limitarsi a tornare a vivere. Ha fatto molto di più, dando vita a una fondazione che ha finalità che parlano alla collettività, promuovendo cultura giuridica, tutelando i diritti umani e civili, sensibilizzando le coscienze, sottolineando l'importanza della ricerca, della formazione scientifica nel campo del diritto e in particolar modo del sistema processuale e penale italiano. Gullotta si rivolge alla società, a ognuno di noi, e lo fa sottolineando l'importanza di non dimenticare mai la dignità dell'uomo e la tutela dei suoi diritti fondamentali. Una grande lezione che ogni cittadino dovrebbe far propria. Io ringrazio la collega Silvia Cestaro che ha fortemente voluto la giornata di oggi e la invito a venire qui e a condurre la presentazione. Prego Silvia. Grazie Presidente Ciambetti, è sempre molto sensibile a questi temi e lo ha dimostrato anche oggi trovando un po' di tempo all'interno del Consiglio regionale per riuscire ad essere presente. Io ringrazio sentitamente le persone che sono qui alla mia destra per essere qui oggi e ve le presento intanto inizialmente, poi darò a loro la parola. Ringrazio l'avvocato Sonia Somacal che si è attivata per prima nel cercare un contatto con il Consiglio regionale insieme all'avvocato Anna Polifroni
e dopo ve le presenterò direttamente, e la dottoressa Silvia Dariz, che è un'esperta criminologa e supporta l'associazione. Ma ringrazio anche Silvia Biscaro, l'avvocato Biscaro che è qui presente, e la signora Michela, la moglie di Giuseppe Gulotta, e in particolare Giuseppe Gulotta, una persona che definire coraggiosa credo sia troppo poco, perché 18 anni sono troppo pochi per finire in carcere e 22 sono un'immensità di anni per la vita di un giovane che dovrebbe avere la spensieratezza e la volontà e la voglia e la possibilità di vivere il proprio percorso. E invece ha avuto un percorso difficilissimo, un percorso tortuoso, che però non l'ha mai visto arrendersi, l'ha portato a combattere anche facendo conoscere la sua storia a tutti quanti gli altri, probabilmente a dare forza e coraggio anche a tante persone che sono state condannate ingiustamente nel ribellarsi a questo potere inquisitorio che non ci lascia scampo. E quello che ci deve far riflettere in tutto questo è che può capitare a chiunque di noi, può capitare a chi è esposto politicamente, a chi non lo è, lo può capitare a persone che stanno tranquillamente facendo il loro lavoro, stanno portando avanti i loro compiti di persona, di famiglia, e improvviso ci si trova coinvolti in un'esperienza che è devastante. E in questo io ringrazio chi si è messo in campo per cercare di dare una risposta, di trovare delle soluzioni affinché anche le persone che vengono condannate ingiustamente possano avere un'attenzione particolare. E vorrei cominciare sentendo appunto il racconto del progetto Innocenti dall'avvocato Sonia Sommacal, che è qui alla mia destra. Prego, avvocato, può prendere il microfono. Allora, innanzitutto io ringrazio per questa opportunità di oggi di presentare Progetti Innocenti e presentare la Fondazione Gulotta. Il Progetto Innocenti possiamo dire che nasce in pancia alla Fondazione Gulotta, la fondazione che è stata realizzata e fondata da Giuseppe a seguito del risarcimento dei danni che ha avuto dallo Stato per l'ingiusta detenzione. La Gulotta, quando ha ottenuto questo risarcimento dei danni, ha pensato a quello che le era capitato e ha detto: io voglio dare un aiuto a chi subisce il mio stesso torto, perché possiamo parlare di un torto, della sua stessa privazione della libertà. Voglio poter dare respiro a chi si trova nella mia stessa situazione. E proprio per poter operare dal punto di vista pratico con gli scopi di quelle che sono della fondazione è stato creato Progetti Innocenti. Progetto Innocenti praticamente è un'associazione non governativa, no profit, che ha lo scopo principale, come abbiamo detto, di aiutare le persone che si trovano vittime di questi errori giudiziari. Prima il Presidente ha parlato dei numeri, stiamo parlando di numeri elevatissimi che anzi, attenzione, sono numeri che non rispecchiano la realtà, perché ce ne sono anche molti che non vengono neanche conteggiati, e spiego perché. Perché molti una volta che viene riconosciuto l'errore giudiziario preferiscono dimenticare il subito e non avanzano neanche la richiesta risarcitoria, attenzione, preferiscono completamente dimenticare quello che è l'accaduto. Gli errori giudiziari ovviamente comportano una privazione della libertà, o parliamo in materia di custodia cautelare o anche per un'ingiusta detenzione, oppure anche a seguito di una sentenza di condanna che li priva di una libertà magari fondata su elementi che non sono neanche stati accertati in maniera precisa. La revisione, che è lo scopo principale di Progetti Innocenti, il processo di revisione, che sappiamo che è uno strumento straordinario, è un rimedio straordinario, e questo perché probabilmente può essere promosso in qualsiasi momento, per cui a seguito di una sentenza di condanna, un decreto penale o anche una sentenza di patteggiamento, in qualsiasi momento. Il problema è che bisogna, per poter ricorrere alla revisione, che ripeto è uno strumento che io lo chiamo il salvavita, possiamo dire che il salvavita, la legge impone determinati requisiti per poter ricorrere a questo strumento, e Progetti Innocenti, è qui la cosa importante, il Progetto Innocenti a Fondazione Gulotta mette proprio a disposizione quelli che sono gli strumenti per poter ricorrere al processo di revisione. Anche, come potete vedere, di chi siamo con la presentazione, sono un'equipe di professionisti che si occupano proprio di mettere a disposizione il loro sapere, il loro aiuto per poter promuovere questo processo di revisione. È composto da un comitato scientifico
noti professionisti anche di legali, ma anche di criminologhi. Ne abbiamo qui anche la dottoressa Daris, che poi spiegherà anche dal punto di vista delle prove scientifiche quanto importante è un comitato scientifico all'interno di un'associazione che mette a disposizione il suo sapere per poter aiutare le persone. Ovviamente la fondazione, sia la fondazione che per quanto riguarda i progetti innocenti si occupano del diritto penale europeo, perché attenzione, vediamo che molte volte i processi vengono, pur venendo celebrati all'interno dello Stato italiano, trovano per esempio anche applicazione all'estero, per cui è molto importante anche questo di diritto transazionale, per cui anche in questo caso qua progetti innocenti come la fondazione si occupa di questo, anche della revisione penale come detto, rivedere quelle che sono le sentenze di condanna, poi le misure di prevenzione patrimoniale, perché dobbiamo anche dire anche una cosa molto importante, che la privazione della libertà personale non è l'unica, la privazione anche della libertà del diritto di proprietà, cui vengono colpite le misure di prevenzione patrimoniale, che colpiscono il patrimonio delle persone. Anche questa è una privazione molto importante, perché vai a toccare anche il cuore materiale, come le case, le abitazioni, le società delle persone che vengono ingiustamente condannate. In questo caso qua anche sia la Fondazione che Progetti Innocenti cerca anche da prestare un'attenzione anche per queste tipologie di reati. Per quanto riguarda passiamo alla figura di Gulotta, che come abbiamo detto è l'ideatore della fondazione, non è solo il presidente, ma è proprio anche l'ideatore, insieme all'avvocato Baldassare Lauria e gli avvocati Pardo Cellini, avvocati che si sono occupati di salvare la vita, possiamo dire salvare la vita a Giuseppe Gulotta, mettendo a disposizione quello che è stato il loro sapere. Stiamo parlando di una battaglia giudiziaria che è durata 36 anni, per cui 36 anni con una continua ricerca della verità. E attenzione, la cosa molto importante del caso Gulotta, che bisogna dire, che è partito tutto non da un errore dei giudici, attenzione, ma possiamo parlare di una frode processuale, perché stiamo parlando che la condanna di Giuseppe Gulotta deriva da una confessione della stesso che è stata estorta, per cui i giudici sono stati indotti, possiamo dire, nell'errore, perché c'è stata una confessione da parte di Gulotta e degli altri 3 coimputati poi condannati. Però attenzione, una confessione che è stata estorta con violenze, con minacce, con una tipologia di violenza inaudita, che poi penso che Giuseppe Gulotta vi spiegherà in prima persona qual è stata. Questo l'ha portato a confessare, questi ragazzi di 18 anni, di cui anche 2 minorenni, li ha portati a confessare un omicidio che non avevano commesso. E c'è stata questa frode processuale durata negli anni, riaperto più volte il procedimento dopo, più volte anche la revisione, e sempre solo esclusivamente nel 2012, dopo anni di battaglie, si è riusciti ad arrivare a una verità processuale però che aveva rovinato la vita di questi 4 giovani, e specialmente Giuseppe Gulotta. E ci tengo anche molto a precisare che la condotta che ha tenuto Giuseppe Gulotta in tutti questi anni è una cosa molto importante, che denota quella che è il carattere dello stesso Giuseppe Gulotta, la sua sempre rendere partecipi gli altri anche del proprio dolore, ma anche aiutare col proprio dolore gli altri. È stata quella della condotta che ha sempre tenuto in tutti questi anni di carcere, che lui poi vi descriverà, che vi dirà qual era la sua vita all'interno del carcere. E quando probabilmente è riuscito a tenere questa assoluzione che lui gridava da anni e di cui non aveva mai voluto dimenticare la possibilità di arrivare a far emergere questa verità, ha deciso di dare aiuto alle persone. Pertanto questa prospettiva che abbiamo con la realizzazione di progetti innocenti di sezione Veneto è proprio quello di poter dare voce e aiuto a chi riporta delle condanne da innocente. Ricordatevi che è una situazione in cui può trovarsi chiunque. Giuseppe Gulotta non avrebbe mai pensato di alzarsi una mattina, anzi di notte, ed essere accusato di un duplice omicidio. Era una persona, possiamo dire, che viveva la sua vita, un giovane di 18 anni, con delle aspettative, e si è trovato catapultato in questo processo, in questa vicenda, e come lui potrebbe accadere a tanti altri. Pertanto, come ripeto, Progetti Innocenti e la Fondazione Gulotta ha lo scopo principale di poter dare voce agli innocenti. Adesso... Grazie Avvocato Sommacal. Chiedo all'Avvocato Polifroni cosa vuol dire avere a che fare con persone che sono state condannate ingiustamente, sentire le storie, e quali sono gli strumenti che si possono mettere a terra per cercare di aiutarli? Buongiorno a tutti, grazie che
di questa opportunità di poter rappresentare appunto la realtà di Progetto Innocenti e di tutto quello che Progetto Innocenti, che adesso è una realtà anche qui in Veneto, potrà fare appunto per sostenere le persone che sono vittime di errori giudiziari. Ecco, l'associazione, l'ente finalizzato proprio a questo, supporto psicologico, supporto legale, supporto sia per appunto portare avanti quelle che sono la possibilità della revisione del processo, acquisendo nuove prove, leggendo delle prove che evidentemente presentano delle lacune e che possono essere rilette, rivisitate, e quindi l'avvocato supporta sotto questo punto di vista, legge le carte, le rilegge, verifica se ci sono gli estremi per appunto riaprire un processo. Sperando appunto in una riforma della sentenza di condanna per un'assoluzione. Dopo, questo, nel caso dell'esito positivo appunto del processo di revisione, si apre la parte risarcitoria, quella diciamo più civilistica del termine, nel senso che si va a chiedere a un altro giudice, che non è quello che ha diciamo accolto la revisione, ma è un altro giudice, il giudice della riparazione dell'ingiusta detenzione, di valutare, ed è una cosa brutta dire la parola valutare, perché qui abbiamo un esempio calzante di una persona di una squisitezza assoluta, che è stato in carcere, che ha subito tante vessazioni che non sono monetizzabili, ecco. Al di là di questo, noi come legali facciamo questo lavoro, cioè cerchiamo di far ottenere un risarcimento del danno, chiamiamolo così, del danno. Quale danno? Il danno patrimoniale sicuramente, perché al di là del fatto che una persona rimane in carcere da innocente, magari ha un'attività, esercita un'attività lavorativa, ha una famiglia, quindi subisce per anni delle vessazioni, non solo lui ma anche tutto il contesto, non può lavorare, non può esercitare la sua attività, quindi parliamo di un risarcimento del danno patrimoniale, un risarcimento del danno morale e anche esistenziale, biologico, perché ci sono persone che hanno subito anche dei danni fisici, cioè non solo fisici magari, ma anche mentali, cioè perché si parla anche di salute mentale, ecco. Qui la situazione in Italia è in linea sostanzialmente con il resto d'Europa. Ci sono dei picchi particolari che toccano l'Italia, soprattutto l'Italia del sud, centro-sud, ma anche qui in zona veneta, Lombardia, cioè dove c'è come dire, attività produttiva, oltre che altre problematiche che sappiamo, ci sono molti casi di errori giudiziari, ecco. E quindi noi come gruppo di Progetto Innocenti e Fondazione Gulotta, grazie appunto a Giuseppe qui presente, facciamo a 360 gradi un sostegno per le vittime di questo tipo di errore. Grazie Avvocato Polifroni. Silvia D'Ariz, una criminologa, siamo abituati magari a sentire queste parole guardando le serie TV, ma cosa fa effettivamente una criminologa, peraltro molto giovane, per cui anche complimenti insomma, per essersi messa impegnata in questa attività, immagino non facile. Esatto, buongiorno a tutti e grazie per l'opportunità. Sì, io sono criminologa forense investigativa e faccio parte del comitato tecnico-scientifico di Progetto Innocenti, sezione Veneto, appunto.
E è molto difficile perché è necessario apportare la scienza nel processo penale e soprattutto, in particolare, nella revisione. E come si apporta la scienza nel processo penale di revisione in questo caso? Allora, sicuramente con l'utilizzo della prova scientifica del DNA, una prova scientifica e quindi non valutativa, narrativa, come può essere la testimonianza, e scientifica dinamica, che però deve essere valutata grandemente in tutti i suoi passaggi, in tutto l'iter, e deve essere scevra da errori giudiziari. Quindi il DNA dalla appunto scena, che non è corretto parlare di scena dalla traccia del DNA, con una catena di custodia che deve essere incontaminata, quindi deve seguire dei protocolli scientifici internazionali e deve essere repertata, esaminata, analizzata in laboratori scientifici che abbiano una certificazione internazionale, protocollo addizionale che si chiama ISO 17025, molto importante, proprio perché per evitare errori giudiziari, per il fatto che il DNA è la prova regina del processo, però se non viene utilizzato correttamente può portare ad errori giudiziari e quindi a una condanna ingiusta. E quindi è necessario seguire questi protocolli, anche perché il DNA risponde alla domanda chi, cioè, può essere identificativo, anche se parliamo di compatibilità e non di identificazione esclusiva, e perché è necessario anche conoscere il tipo di DNA nucleare e mitocondriale. Adesso non mi addentro nello specifico, e quindi oltre questo del DNA deve esserci appunto, risponde alla domanda chi, ma non risponde alla domanda come quel DNA è arrivato, quella traccia di DNA è arrivata, in che momento, perché potrebbe essere stato depositato precedentemente o successivamente. E quindi la scienza, il DNA in particolare, è necessaria per il processo di revisione, per riaprire un processo, per dare giustizia, perché la giustizia bisogna sempre inseguirla, perché bisogna avere amore, passione per la giustizia, per la ricerca della verità, e è necessario proprio che ci sia l'apporto scientifico, che però deve essere valutato in modo giusto, corretto, dai primordi al seguito. E soprattutto il DNA deve essere valutato nel processo di revisione oltre ogni ragionevole dubbio per la condanna. Non devono esserci solo indizi che, seppur gravi, precisi, concordanti, come recita il nostro codice di rito. È necessario proprio che le condanne, se devono avvenire, avvengano oltre ogni ragionevole dubbio. E infatti purtroppo abbiamo testimonianze, abbiamo Giuseppe qui con noi, degli errori giudiziari, che ce ne sono purtroppo diffusamente. Quindi il nostro ruolo del comitato scientifico, tecnico-scientifico, è proprio quello di apportare la scienza, l'amore per la scienza nel processo, e quindi unire la medicina, la biologia forense in questo caso, con la giurisprudenza, la legalità. Io infatti sono anche giurista, proprio ho questi due mondi, li amo entrambi,
proprio per arrivare a dare giustizia in questo mondo, che è un mondo ingiusto purtroppo. Grazie. Grazie dottoressa Dariz. Possiamo solo intuire la complessità che sta dietro a tutti questi studi, questi esami, questi passaggi che devono essere fatti. Io chiedo alla regia se è possibile far partire un piccolo momento al quale insomma, tenevamo molto e che credo che possa essere bello per tutti, soprattutto per i presenti. Il nostro corpo italiano di attesa di Reggio d'Arabia, visti gli articoli 637, 639, 530, codice di procedura penale, revoca la sentenza di condanna e chiusa la notte del morte della morte di era poi un dato di nostro sempre dei reati di questo asserito per una legge giudicato. Ordina la restituzione delle somme pagate dal tributato e l'esecuzione della condanna per le pene criminali, per le spese processuali di mantenimento in carcere, nonché per il risarcimento dei danni in favore delle parti identificate per il presente giudizio di protezione. Ordine infine l'immediata liberazione del imputato se non detenuto per altra causa. Giorni 90 per il deposito della nominazione. Grazie. Azione pazzesca. Sono parole, guarda, un'emozione pazzesca. L'aspettavo da 36 anni, l'ho avuta. Scusate, ma... Sì, oggi è lo stesso giorno della carcerazione di 36 anni fa. Oggi sono stato finalmente liberato. Signora, un mondo che finisce. Sì, è bellissimo, non ci sono parole. Avvocato, anche lei si è commosso. Assolutamente, un'emozione non descrivibile perché ci abbiamo sempre creduto e sono convinto che è la decisione più giusta che la Corte poteva prendere in questa sede. Adesso però manca un piccolino gradino. Ci vedete tutti emozionati, credo che non ci sia nessuno che in questo momento non abbia provato una forza di senso di giustizia finalmente arrivato, ma arrivato dopo una sofferenza enorme. Giuseppe Gulotta, com'è rivedere questo momento? È sempre emozionante. Io tutte le volte mi emoziono perché quel giorno è stato importante. Come ho detto in quell'intervista, sono passati 36 anni, lo stesso giorno dell'inizio è finita nel mese di febbraio, lo stesso, dopo 36 anni lo stesso giorno. Che dire, ho vissuto, io volevo, se posso iniziare a dire, volevo servire lo Stato, ma lo Stato invece mi ha dato il ben servito, come dire, io volevo fare il finanziere a 18 anni. Avevo fatto anche una visita in una caserma della Guardia di Finanza, aspettavo probabile chiamata, invece a febbraio è successo tutto questo pandemonio. Ho trascorso tanti anni in carcere, però voglio specificare che in questi anni di carcere ci sono stati i cosiddetti benefici di legge che lo Stato magari riconosce ad alcune, tramite il suo comportamento gli concede i permessi. A me mi è stato concesso, diciamo, i cosiddetti benefici di legge appena arrivavo nella data, diciamo, giusta che avevo scontato. Dopo 22 anni poi io speravo sempre che il giorno dopo fosse sempre il giorno giusto per ripartire con il processo, ripartire con le nuove indagini, ma non succedeva nulla, quando poi a un certo punto nel 2007 viene fuori un qualcosa dalla televisione e lì si inizia a indagare. Dei giornalisti hanno intervistato varie persone, poi intercettano un tizio che voleva raccontare i fatti, come sono andati quelle, diciamo, confessioni extragiudiziali, raccontava i fatti come sono avvenuti. Allora i miei avvocati, sia Pardo Cellini e poi successivamente Saro Lauria, abbiamo intentato la revisione, che
Una prima volta a Messina è stata purtroppo rigettata, fatto ricorso in Cassazione e ce la concedono facendo il processo a Reggio Calabria. Io devo dire che Reggio Calabria è la mia seconda città, se così posso dire, mi ha ridato la vita, mi ha ridato la libertà. Sono stati circa 2 anni di udienze. Io posso dire che dal momento dell'assoluzione ero già libero dal carcere perché ero incondizionale. Successivamente, finito il processo, sono libero, però è naturale, credo, si inizia a fare un discorso di risarcimento, di richiesta di risarcimenti danni. Mi viene concesso un indennizzo, una cifra importante, questo lo devo dire, ma di quella cifra una parte l'ho messa a creare una fondazione a mio nome, così dire, dare voce a chi non ce l'ha. Si vorrebbe fare, si voleva fare, si vorrebbe continuare a fare, in collaborazione anche con Progetti Innocenti, aiutare delle persone che innocenti in carcere, naturalmente cercando di riportarli alla verità, alla libertà, naturalmente trovando chi si rivolge a noi, diciamo, deve essere proprio innocente, ecco, non si vuole difendere un colpevole a provare l'innocenza, ecco, ma degli innocenti a provare a riportarli nella vita sociale. Ho creato questa fondazione con gli avvocati Pardo Cellini e Saro Lauria, con sede per il momento la Fondazione Accertaldo. Poi vediamo se si può come dire, trasportarla in altri paesi magari. Cosa dire altro? La fondazione ha necessità purtroppo anche di fondi. Noi abbiamo cercato in qualche modo tramite internet di trovarli questi fondi, ma purtroppo non ci riesce, non si sa come mai, non sappiamo. Io mi sono fatto un pensiero, ho detto se si fa una raccolta fondi, metti casi per gli animali, subito arrivano, per le persone purtroppo la gente purtroppo, come si diceva prima, come dire, essere arrestato può succedere a chiunque. La gente non si rende conto, perché ci si rende conto quando ci capita personalmente, allora può succedere veramente a tutti, ma fin quando non ci si capita è come se tutto fosse normale. Io devo dire, grazie alla revisione, che sono riuscito a tornare nella mia libertà, però voglio dire, avevo un'età ormai avanzata, la mia gioventù me la sono giocata, e le prime esperienze di un giovane ragazzo non so come spiegarle, perché non ho avuto nessun passaggio di giovane età, diciamo, i primi amori cosiddetto, no? Le prime esperienze di un giovane di 18 anni, 20 anni, 21 anni. Io purtroppo queste cose tanti altri possono raccontarli, io purtroppo questo tipo di esperienze non le posso raccontare. Io, se diciamo ce la facciamo con la fondazione, in collaborazione, dicevo, con Progetti Innocenti, ad aiutare altre persone, io ci sono, cerco di esserci e cercare di andare avanti quanto meglio possibile. Grazie mille. Devo dire che fortunatamente ogni tanto la vita ripaga, e ho avuto la fortuna di trovare in Michela una compagna, no, che riesce anche, probabilmente anche nei momenti difficili, a sostenere. Certamente, questo devo dire la verità. Poi è passato tanti anni, ma alla fine ce l'abbiamo fatta sposarci legalmente, come tutti, ecco. E sono felice di questa mia opportunità successiva, e devo ringraziare anche, grazie a lei, che ha sostenuto tutti questi anni con me in carcere, e lei fuori con i figlioli. Molto difficile, credo. Mi ha colpito particolarmente una cosa, la delicatezza e forse anche una visione quasi bucolica, nella quale lei ha raccontato il periodo in carcere, quando ha avuto questo
approccio dicendo ma io sono stato fortunato, ho avuto la possibilità di avere le libere uscite, non lo so, le deroghe, che è un approccio che mi lascia quasi basita, perché molto spesso invece si ha un approccio rabbioso, il fatto di essere stati detenuti, invece quasi lei vuole rappresentare la fortuna di aver avuto, grazie chiaramente al buon comportamento, certo, che non si metteva neanche in dubbio visto che era una persona innocente, la fortuna di aver avuto queste possibilità. Questo devo dire che mi è stato quasi data una colpa il fatto che siccome il mio comportamento si è basato sul discorso che io personalmente ho sempre detto che la mia persona non faceva parte di quel sistema carcere. Ecco, io mi ero chiuso nella mia stanza, salutavo tutti, per carità, non è che non incontrassi nessuno, perché mi hanno dato anche la possibilità di lavorare all'interno. Lavorando in cucina dovevo incontrare altre persone, però c'era buongiorno, buonasera come tutti, no? Però poi la maggior parte stavo nella mia stanza quando potevo, non andavo, se posso dirlo, all'ora d'aria ci andavo poche volte, ecco, le posso contare sulle dita delle mani, diciamo, ecco. Io perché non facendo parte di quel sistema non volevo coinvolgermi in eventuali situazioni che purtroppo succedono anche dentro il carcere. Allora me ne stavo per conto mio, il che però, ecco, come ho detto prima, aspettavo che il giorno dopo poteva essere quello buono, perché qualcosa sarebbe venuta fuori e mi avrebbe portata a una più vicina libertà. Però non succedeva mai, è successo nel 2007 fortunatamente, e da lì è partita la richiesta di revisione, e poi con quello che è successivamente venuto fuori. Ora, in questo c'è una richiesta di risarcimento danni, se possiamo dirlo, perché devo dire che quell'altro è stato un indennizzo sugli anni miei trascorsi in carcere. Purtroppo c'è stata una sentenza negativa, devo dire che direbbe che io la richiesta di risarcimento di danni l'avrei fatta in ritardo, pertanto come se fosse andata in prescrizione. Ma se per la mia ignoranza io credo che eventuale prescrizione dovrebbe partire dal momento che c'è l'assoluzione, ma non dal principio, voglio dire. Io non so tecnicamente, lo potrà spiegare l'avvocato. Sì, allora solo una precisazione: dopo il risarcimento danni che ha subito per l'ingiusta detenzione, ovviamente, come dicevo prima, il processo nasce da una confessione che è stata estorta con le violenze, perché lui ora adesso non lo dice, ma la sua confessione è stata estorta con delle violenze veramente forti, che siamo arrivati quasi a delle condotte disumane, possiamo dirlo, disumane, che l'hanno costretta lì, e questo lo farò raccontare a lui. E proprio siccome è stata riconosciuta che questa confessione è stata estorta, è stata riconosciuta dalle carte delle sentenze, Gulotta ha fatto un'ulteriore richiesta risarcitoria proprio relativa a queste condotte, e ovviamente sempre con lo scopo, con il risarcimento, di poterlo investire nella fondazione, sempre per dare aiuto. E adesso siamo in attesa dell'esito di questo processo per questo ulteriore risarcimento, però ripeto, sempre con lo scopo di poter dare un contributo alla fondazione. Io non so se volevo anche sottolineare, quando prima il Gulotta parlava di stanza, non ha mai usato il termine cella. Ecco, specifichiamo che era cella, non stanza. Lui l'aveva identificata invece come una stanza. Vorrei anche che lui precisasse che lui per 7 anni non è uscito dalla sua stanza, e questo è un particolare che quando mi ha raccontato le prime volte che l'ho incontrato ho detto: ma come per 7 anni non sei uscita da quella che lui chiama stanza, che ripeto è cella? Sì, e lui, come ha detto prima, io non mi sentivo di appartenere a quel mondo, proprio perché lui sapeva di essere una persona innocente e non ha mai perso la speranza di riuscire a dimostrare la propria innocenza. Tant'è vero che prima ha anche identificato dicendo: ogni giorno guardavo il giorno dopo. Questo è il chiaro indice di chi non vuole, di chi non si arrende e che dice: prima o poi la mia innocenza verrà dimostrata. E lo scopo, ripeto, della fondazione è proprio quello di dare speranza alle persone, perché il numero in questo momento il numero dei carcerati che si tolgono la vita
è elevatissimo. Per cui forse ci rivolgiamo proprio anche a quelli della serie: non perdete la speranza, non perdete la speranza. E questo è lo scopo principale della Fondazione di Progetti Innocenti: dare luce a queste persone, dare vita, dare possibilità. Ecco, questo... Certamente, la speranza deve essere sempre l'ultima a morire. La mia speranza era quella di poter arrivare sempre a un processo di revisione. Ringrazio il testimone, diciamo, questo ex carabiniere Renato Lino, che ha dichiarato, che ha fatto questa testimonianza nel 2007-2008, però ecco, la mia idea era quella di arrivare anche fino in fondo con le carte processuali. Se non veniva nulla di testimonianza, io a 63-64 anni avrei potuto iniziare un processo di revisione, in quanto dicevo dentro di me, con i benefici che lo Stato dà, con i permessi, poi alla fine c'è la condizionale. Dopo 5 anni di condizionale mi dicevano, almeno io non ci sono arrivato, però mi dicevano che dopo 5 anni di condizionale può darsi che il Presidente della Repubblica avrebbe concesso la grazia, mi dicevano. Io da quel momento, malgrado con la grazia sarei rimasto sempre assassino ma libero, sarei andato a cercare le prove della mia innocenza nei vari palazzi di giustizia. La mia idea era quella. Poi nel 2007 invece c'è stata questa testimonianza, si sono un po', come dire, accorciati i tempi grazie a questa persona che ha dato l'input, diciamo, a riaprire un processo, perché con altre testimonianze poi ha portato alla mia assoluzione. Per fortuna, aggiungiamo. Forse ogni tanto anche un atto di coscienza. È un qualcosa che non doveva nemmeno partire, però siamo arrivati all'esito positivo alla fine, perché non è stata una vittoria di nessuno. Ecco. Anzi, forse è stata una perdita dello Stato italiano, che non ha saputo gestire tutto quanto l'iter, appunto dalla fase inquisitoria fino alla fase processuale, con le dovute attenzioni. Probabilmente adesso si parla tanto di riforma della giustizia, in questo caso credo quanto mai sia necessaria e sentita. È una questione molto spinosa, ma che deve essere affrontata con coraggio e con determinazione. Io ringrazio infinitamente le persone che oggi ci hanno esposto, ci hanno raccontato quello che è la loro vita, è stata la loro vita, ma anche quella che è la Fondazione. E colgo anche l'occasione, insomma, questo spazio per invitare chi volesse fare approfondimenti a visitare il sito, a non avere remore a contattare l'associazione e eventualmente anche a sostenerla, visto che lo scopo è sicuramente quello di dare voce agli innocenti. Grazie ancora.